Benissimo, no? Amici bellini, commento, analisi, vediamo pagelle, poi vediamo come ci viene questo video. Non lo so se in generale voglio fare reazione, video commento subito nello stesso giorno, oppure aspettare le dichiarazioni di Gattuso. Io mo lo sto facendo a caldo. Poi ditemi anche voi nei commenti che cosa ne pensate, perché lo so che la reazione, secondo me, è il video che più ha quell'effetto emozionale, no? Vedete un pochino le immagini nascoste dagli occhiali, poi vedete la reazione a caldo. Però io faccio pure faccio pure analisi durante la reazione, quindi voi ovviamente che siete amici bellini, che vi piace la tattica, fate il commento e ci sta. Però io poi devo approfondire, devo guardarmi un attimino gli appunti che ho preso e capire che tipo di partita è stata. Poi vediamo se aspetto, non lo so, non sto aspettando a Gattuso, vediamo un pochino. Allora, prima di tutto partiamo dal primo tempo, dove il Napoli, quadrato con il solito 4-3-3 che conosciamo a memoria, non rischia praticamente niente. Giusto un errore di Fabian Ruiz ha liberato a tiro, mi pare fosse inglese. Bob English, veramente l'avete chiamato? Vabbè. Bob English, zitto, prima di tutto queste analisi. Prima di tutto ringrazi gli amici che supportano. Ti devo silenziare perché ti dimentichi le cose più importanti. Prima di tutto si ringrazia l'amico Gabriel Grimaldi che si è abbonato agli amici bellini, e il nuovo abbonamento freschissimo, l'ho appena visto, tu non guardi, Marco Bianco. Quindi grazie a loro per il supporto al canale, grazie 22 volte in più all'amico Salvatore Cozzolino. Siete troppo belli. Ritorniamo alle analisi. Comunque, smorzato, parata facile di Ospina, che tra l'altro si distingue per 3 buone uscite alte e un'uscita bassa che però era fuori gioco netto. Ospina, grande partita anche di Di Lorenzo, che ha confermato una grossa spinta su quella fascia, aiutando Lozano, perché se tu spingi, io credo anche, e fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, tu garantisci anche una squadra più corta, perché se spingi, Lozano non si deve fare per forza tutta la fascia a coprire. Stando i due più vicini, potrebbe anche essere allora che abbiamo trovato la nuova soluzione Callecon tra i due, che però sono molto pericolosi se spingono insieme la sovrapposizione. Lozano punta l'uomo, ed è quello che Callecon non aveva. Callecon lo dovevi per forza lanciare tra le linee. Lozano invece punta l'uomo, a volte gli riesce, a volte no, però ti mette in apprensione il difensore. E quindi molto positiva quella fascia sotto quel punto di vista. Ha giocato bene Manolas, qualche intervento importante, un intervento non perfetto, gli è proprio scappato e è stato costretto al fallo, non so se è stato ammonito pure, ma lo meritava. E poi un retropassaggio così su Ospina, che ha dovuto fare la specie di mini sombrero, vabbè. Comunque, Manolas Koulibaly ha funzionato, fondamentalmente. E Manolas Koulibaly ti permettono anche poi nel secondo tempo di passare a 2 con 2 che sono 2 mezze ali, sono 2 che non coprono tanto, Zielinski e Fabian. Se ce li hai in forma questi due difensori, tu puoi ritornare al discorso ancelottiano del correre qualche rischio, e loro ti possono anche mettere la pezza. Non devi partire, secondo me, con quella convinzione di essere subito, hai capito, così sbilanciato, però nel secondo tempo la puoi aggiustare in corsa. Questo è una cosa secondo me positiva. Sai, i limiti che tu hai quando devi adattare un destro a sinistra che di suo non ha propensione e comunque era più bloccato, e ci sta pure perché abbiamo attaccato molto di più a destra nel primo tempo, però limita anche Insigne, che diventa prevedibile se c'hai Usai vicino e non hai Rui almeno che ti dà una soluzione in più, ti può entrare nel campo con qualche scambio stretto, quindi là è una dei punti da risolvere, il terzino, capire se Gulam sta bene, Mario Rui, insomma, là non va bene, è una soluzione di ripiego che ti può andare bene, però perdi di qualità, soprattutto contro le squadre che devi attaccare tu, e non va benissimo. Zielinski non mi è dispiaciuto, niente di straordinarissimo,
Però si è proposto, va bene, i soliti controlli che adoro di Zielinski, Demme ha fatto la sua partita, poi ha ammonito, viene sostituito lui, secondo me anche per l'ammonizione Gattuso si prende il rischio di lasciare Fabian in campo, che era lui che andava sostituito perché Fabian continua a non convincermi e forse vi dico questa cosa, fatemi sapere che ne pensate voi nei commenti su questa cosa qua, per me Fabian è meglio a 2 al centro che Mezzala. Questa è una cosa che proporrò anche alle varie trasmissioni e voglio sapere che cosa ne pensa la gente, perché secondo me più dietro è meglio, perché pensa di meno al fatto di girarsi sul sinistro e provare il tiro, che a volte ti va bene ma a volte ti fa perdere un tempo di gioco. Allora, stando più dietro, più centrale, deve fare lo smistamento e hai qualità nel passaggio anche semplice. Secondo me meglio un Debbie Famian in questo eventuale 4-2-3-1, 4-4-2 che sta prendendo piede, perché poi nel secondo tempo vediamo cosa succede. Finiamo un attimo le cose. Abbiamo detto Fabian non ci è piaciuto, Lozano bene, molto vivace, molto propositivo, Mertens bene, nel primo tempo non ha fatto tanto, ma era il Pullman, era Mertens contro il Pullman, si è cercato di scambiare pure con Insigne, però Insigne aveva poche soluzioni per essere efficace. Nel secondo tempo cambia tutto, nel secondo tempo quando entra Osimhen, ragazzi, c'è stata una scarica elettrica in campo, una vera e propria scarica elettrica. Saranno i movimenti che fanno, saranno che il 4-4-2 in fase difensiva comunque ti garantisce un certo equilibrio. Se Lozano e Insigne lo fanno con il sorriso sulle labbra, per dire, senza mal di pancia, secondo me si può anche, non è nemmeno tanto rischioso. Poi ricordiamoci, l'avversario, ti devi sempre confrontare con l'avversario. Il Parma di Liverani, poca roba, perché non è il contropiede devastante con Jorginho, difesa estenuante, contropiede su Gervinha, gol su Jorginho, ma non è nemmeno il Lecce di Liverani che giostrava bene, i giocatori si conoscevano bene. Questa è una squadra ancora tutta da capire, da sistemare. Inglese grande punta, comunque, ma non ci hanno dato grandi preoccupazioni, mentre con l'ingresso di Osimhen con Mertens dietro di lui significa che Ospina può fare un lancio lungo, significa che quando la palla la prende Lozano e punta, la difesa poi deve guardare Osimhen, deve guardare Mertens e deve guardare il taglio di Insigne che l'ha fatto. Non c'è più bisogno per forza dell'inserimento delle mezze ali, che a volte non funziona anche per caratteristiche delle due mezze ali che non si inseriscono. L'inserimento Insigne ce l'ha. Se voi andate a vedere il gol che ha fatto sulla respinta breve di Sepe, ha fatto un taglio velocissimo sul primo palo mentre Osimhen stava andando sul secondo per ricevere il passaggio di Lozano che Lozano non ha fatto. Straordinario. Quindi vuol dire che questi movimenti che il Napoli ha studiato nel precampionato del 4-2-3-1 portano proprio a questo, ad avere più soluzioni in attacco ed essere più pericolosi. E abbiamo ovviamente visto, al di là dell'impatto tecnico di Osimhen, che prende palla, la smista subito, il colpo di tacco, l'attacco alla profondità, l'intesa con i compagni già c'è fondamentalmente, la dà a Mertens lo guarda subito per gli dargliela. Benissimo, no? Benissimo, voglio dire, è una cosa che ci entusiasma, ma sono gli altri movimenti che poi rendono tutto più pericoloso e più imprevedibile, perché quello che ci mancava a noi era l'imprevedibilità, perché il 4-3-3 del Napoli, soprattutto con Insigne, se lo sono imparati a memoria. Allora tutti gli allenatori, i match analyst e gli youtuber sanno che Insigne deve guardare al centro, poi il taglio, se non è Callecon sarà adesso Lozano, più o meno stiamo là. E se tu non lo fai a 5.000 all'ora, sei prevedibile e devi trovare altre soluzioni. Quest'anno pare che la soluzione si è trovata e, aggiungo, l'ingresso di Petagna ci fa vedere quello che Milik sarebbe potuto essere dietro la punta, perché abbiamo sempre considerato Milik un 9 atipico, un centravanti che però più che centravanti a lui piace tornare, giostrare, smistare, sì, Petagna lo fa meglio. Petagna è più grosso ancora, però pare avere un po' più di qualità anche nello smistare il pallone e soprattutto se gliela dai sui piedi si mette così e non gliela togli. E questo è molto importante perché si può anche alternare nel caso squalifico Petagna dietro Mertens, sì, Mertens dietro Petagna, sì, possono fare questo movimento 1-1 tutti e tre.
intercambiabilmente perfetti, veramente ben assortiti quest'anno. Sotto questo punto di vista Napoli grande scelta di uomini per quanto riguarda la fase offensiva. Poi dobbiamo risolvere il problema, speriamo che il mercato finisca e rimaniamo così, per me andrebbe pure bene, voglio dire, ce le hai le soluzioni. Poi è chiaro, vogliamo un altro centrocampista e vogliamo capire la situazione del terzino sinistro fondamentalmente, ma per il resto io già mi sento abbastanza soddisfatto. Politano entra e fa un buon impatto, il tiro pericoloso, uno dei tiri più pericolosi della partita. Lobotka, poca roba. Ingresso di Elmas, ha toccato 2 palloni, bene. E poi cos'altro è successo più? Niente, penso che da New York valido subito e tutto, perché questo era... Ah, volevo fare un accennino sulla questione Dzeko, non so se... Insomma, io ho visto solamente gli highlights della Fiorentina. Se voi andate a vedere il pronostico, io ho detto la Fiorentina, attenzione, la Fiorentina potrebbe essere la sorpresa. La Fiorentina parte con 3 punti, boh, al di là, potrebbero sgonfiarsi però. Mentre la Roma parte con uno 0-0 col Verona. Shout out a Renato, il nostro tifoso del Verona. Ragazzi, Dzeko in panchina. Poi mi dovrete dire voi, perché io non seguo le storie della Roma, non ho seguito. Ma è possibile che tu stai 0-0 e Dzeko in panchina non entra? Perché? Perché deve passare alla Juve, allora ci sono stati degli accordi. Guarda che è una cosa grave, eh. Cioè la Roma parte con 2 punti in meno, che magari, che ne sai, magari con Dzeko in campo sarebbe stato diverso. Ma... Quindi tra un poco io mi vado a vedere la Juventus e capiamo questo Pirlo. Questo Pirlolandia che vuole fare con, senza punti, McKennie, i recuperatori di palloni, e ti manca Simone Muratore, caro amico mio. Ci vediamo alla prossima. Siete molto bellini. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti, io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama Giveaway, da Brooklyn. Saverio Solido, non mi ricordo.